Eccoci in diretta da Piancastagnaio, buonasera a tutti sul canale Amiate News, con noi Valerio Scapigliati, presidente dell'Atletico Piancastagnaio, associazione dilettantistica calcio, parliamo di sport oggi, e seconda categoria, se non sbaglio, No. Tito? Sì, dici bene. Perfetto, Sì. seconda categoria. Allora Valerio, è tanto che dovevamo fare questo intervento, abbiamo atteso un po' di giorni, anche in virtù, ho visto una campagna acquisti, insomma tantissime novità. Da dove partiamo? Partiamo dalla squadra, poi andiamo verso anche l'impianto sportivo, perché è un fatto di cronaca. Proprio l'altro giorno sul sito del Comune di Piancastagnaio c'è stata un'importante comunicazione. Andiamo con calma. Allora Valerio, seconda categoria, come si pone il campionato, se c'è stata l'iscrizione, se ci sono ancora delle regole da rispettare? Allora, guarda, i fogli li abbiamo spediti stamani, quindi da oggi diciamo siamo ufficialmente iscritti al campionato di seconda categoria. Quindi ora, è una notizia questa. Sì, aspettiamo l'evoluzione della situazione, diciamo, del Covid, con protocolli che ci ha dato per ora la federazione. C'è stata un'apertura in settimana, diciamo, sull'entrata al pubblico per le partite, che comunque si può fare fino a 1000 persone e diciamo sempre dispositivi di sicurezza, con la mascherina, deve arrivare fino al tuo posto, verrà misurata la febbre a ognuno, però quantomeno ci danno un po' di ossigeno, perché diciamo anche un po' di ossigeno economico, perché sai, l'introiti, se ti tolgono anche l'introiti della domenica a squadre dilettantistiche, già che c'è periodo che comunque con sponsorizzazioni e tutto non è facile anche andare a chiedere alle ditte un contributo, perché diciamo sappiamo com'è la situazione, quindi per noi, per tutti, anche quelle altre squadre, è una boccata d'ossigeno. Immagino, certo. Valerio, ricordiamo anche che parliamo di una società, di un'associazione dilettantistica nata da pochissimo. Stiamo al terzo anno, se ricordo bene. Sì, questo è il vostro la stagione 2020-2021 è il quarto anno. È il quarto anno. Valerio ha un obiettivo. Qual era l'obiettivo? Quello di dare spazio soprattutto a giovani locali e quindi andare a recuperare questa forza agonistica che magari non era riuscita per tante ragioni a trovare spazio, e quindi dare un po' questo premio attraverso voi, di far continuare questa passione verso lo sport amato che è il calcio. Come sta andando sotto questo aspetto? Parliamo un po' della rosa, della dirigenza. Guarda, allora, tanto ci sono state novità sia sull'ambito dirigenziale che sull'ambito tecnico, diciamo. Sull'ambito dirigenziale sono veramente soddisfatto, perché c'è stata l'entrata nella società di 3 ragazzi di Piancastagnaio, che faccio anche nomi, sono Claudio Renai, Marco Lombardelli e Buoni Alessio, che avranno un ruolo nella società che Renai Claudio ricopre la carica di vicepresidente, Marco Lombardelli quella di direttore sportivo, e Alessio Buoni ci darà una mano sia in segreteria che comunque nell'ambito dove lui è veramente un professionista, nell'ambito diciamo della preparazione dei portieri. E più c'è anche l'entrata di Marco Furzi come nostro, diciamo, responsabile riguardo il recupero degli infortunati, massaggi e tutto, diciamo, un massaggiatore ufficiale. Ecco, io sto facendo scorrere delle immagini, torniamo al recente campionato, questo ancora non è iniziato, credo che dobbiate ancora riprendere la preparazione, posso immaginare. Allora, facciamo un po' il punto anche sulla squadra d'oggi. Vorrei ricordare un nome, non ne faccio uno, me ne dirai tutti gli altri ovviamente, però l'anno scorso un vostro tesserato, il centravanti, ha vinto un premio, insomma ha avuto un riconoscimento importante. Lo e partiamo da lì, non per parlare di lui solamente ovviamente, ma è un esempio di come all'interno della squadra dell'Atletico Piancastagnaio ci sono persone di spessore.
Sì, certo, certo. Allora, la squadra, diciamo, allora, intanto una cosa per volta. Allora, Sì. quello di Federico è stato il record che ha raggiunto l'anno che siamo stati in terza categoria, e Mhm. non l'anno questo del Covid, diciamo. E lui sì ha fatto un record che ha fatto 32 reti, è stato il capocannoniere, diciamo, il giocatore che ha segnato di più in tutte le categorie dilettantistiche della provincia di Siena. Infatti è stato anche premiato in due occasioni, una alla Briglia d'Oro e Stiamo un'altra vedendo. a San Gusmè, sì. Mhm. No, per quest'anno la squadra, la rosa, abbiamo inserito ancora su 6 nuovi acquisti altri 5 ragazzi di Piancastagnaio, e questa è ancora una grande soddisfazione. E in più anche c'è un ragazzo del Marroneto, insomma, di Santa Fiora, che Certo. anche lui verrà a darci una mano. E poi c'è la novità dell'allenatore, che Paolo Baffetti non è più l'allenatore Mhm. nostro, lui è entrato in società come responsabile tecnico, e diciamo c'è, come abbiamo annunciato quasi più di un mese fa, c'è questo ragazzo Razvan Kokar, che sarà il Mhm. nostro allenatore per quest'anno e spero anche per altri anni, perché guarda, c'è stato, noi lo seguivamo anche l'anno scorso che lui allenava per la prima volta, perché lui ha avuto una carriera da calciatore di spessore, perché Certo. ha partecipato a campionati professionistici in Romania, e più comunque ha sempre giocato tra Castellazzara, Miata, Pienza, ha vinto 2 campionati, comunque è uno che di calcio ne sa, e è una persona veramente d'oro. Noi ci siamo trovati bene subito al primo giorno, infatti spero che il nostro rapporto prosegua per diversi anni. Comunque c'è un progetto su di lui e vedremo di portarlo avanti. Questo, Valerio, mi dà l'idea che anche Atletico Piancastagnaio abbia un progetto ambizioso, Sì, perché sì, qui certo, pian certo. pianino si stanno inserendo nomi e imprenditori, quindi dirigenze anche Sì, sì, che hanno un senso, hanno un significato. sì. Valerio, cosa significa vivere in una realtà a Castagnaio? Così ti lancio verso lo Stato che affrontiamo tra un attimo, accanto o insieme a una società professionistica, vi dà una questione di orgoglio, vi dà una spinta, vi Sì, dà... sì. No, no. Ecco. Infatti volevo tenere a precisare che comunque il nostro rapporto con l'US Pianese è un rapporto limpido, che Certo. non c'è nessun problema. Io so, anche noi siamo primi tifosi della Pianese in Serie C, se si Mhm. spera che la ripeschino in Serie C, perché comunque per noi amanti di calcio, diciamo, sarebbe bello vedere la nostra Certo, squadra, il nostro campo, visto l'anno scorso le cose che sono successe. è Perché chiaro. penso sia noi che la Pianese abbiamo risentito tanto di non giocare nel nostro paese. E tutte e due, che loro a Grosseto e noi a Castellazzara, e comunque sei Mhm. sempre fuori dal paese ne risente, dai, Certo, in dei più risultati. è chiaro, poi magari ci possono sommare anche dei costi, specialmente per una piccola società come la vostra, senza offendere Certo, nessuno con piccolo, ovviamente, per quanto certo, riguarda certo. giocare sempre in trasferta nella sostanza. Sì, Quindi, sì, giochi sempre in eh, trasferta, ha detto bene. E quindi è ecco, un fatto economico mhm, e un fatto tecnico, tutte e due. Ti cambia tanto, ti cambia. Sia a livello immagino. professionistico che a livello dilettantistico, non c'è differenza. Ecco, allora guarda Valerio, io nel frattempo ho recuperato proprio questa parte perché così entriamo un po' nel campo, anche perché c'era un po' era in attesa anche questa scelta e proprio l'amministrazione comunale qualche giorno fa, io lo ristringo un po' il Sì, sì, concetto, poi mi dirai se mi sbaglio con questa interpretazione, ha nella sostanza chiarito un piccolo punto che in realtà è fondamentale per voi, ovvero oltre la Pianese, che rimane comunque sia prioritaria nell'usufruire dell'impianto sportivo, anche altre società, in questo caso anche l'Atletico Piancastagnaio, può usufruire gratuitamente dell'impianto sportivo. Come avete accolto questo chiarimento che, ripeto, è stato fatto
in accordo tra amministrazione comunale e Unione Sportiva Pianese. Sì, c'è un documento firmato dall'ultimo consiglio comunale che comunque c'è questa convenzione nel campo che hanno firmato sia il comune di Piancastagnaio che l'US Pianese, che no, hai detto bene tutto, sì, siamo anche noi, potremo giocare in questo impianto che è, penso nella provincia di Siena non ci siano come questa Piancastagnaio. Certo, ecco, io provo a cercare alcune immagini se riesco a trovarle. Ora qui siamo sul sito istituzionale del comune, però nel frattempo però è sicuro che i 1000 posti previsti ce l'avete tutti a disposizione, speriamo, sì. e speriamo di riempirli tutti, soprattutto. Mi sembra che speriamo per tutte e due, sia per noi che per la Pianese, perché se la federazione riesce a fare un buon lavoro, comunque metterebbe alternato le nostre partite con quelle della Pianese, quindi ci sarebbe sempre, diciamo, il calcio a Piancastagnaio tutte le domeniche, e una volta ci sarà l'Atletico e la volta dopo ci sarà la Pianese, viceversa. Bene, ecco, questa è un'altra immagine, questo anche per far capire che è uno stadio che comunque si presta, oltre che ai tifosi, anche le famiglie, gli spazi sono grandi, è tutto messo in sicurezza, più di 1500 sedute numerate, per cui siamo ad ottimo livello. Valerio, come concludiamo questo nostro incontro, che ti ringrazio, già inizio a ringraziarti, quali obiettivi vi siete posti, insomma, perché... Senti, l'obiettivi, diciamo, tecnico sarebbe una salvezza tranquilla. Io per ora volo basso e poi si vede durante il campionato. Una salvezza tranquilla sarebbe un ottimo risultato, diciamo, la parte tecnica. Poi senti Marco, noi con Antonio Sinibaldi, con Francesco, sono quelli che sono dall'inizio, che sono con me in questa avventura, e tengo a ringraziare perché sono veramente delle persone fantastiche, sempre pronte a darti una mano. Abbiamo fatto, diciamo, un bel gruppo, dai. E quindi noi abbiamo l'obiettivo di riportare questi ragazzi a Piancastagnaio, perché Marco, noi a ora abbiamo raggiunto il 60-70% di ragazzi Piancastagnaio, ne mancano un altro 30 che secondo me con i ragazzi che sono fuori, facendo uno sforzo tra tutti, tra noi e loro, ci si potrebbe togliere veramente delle grandi soddisfazioni. Bene, allora, in bocca al lupo, questo nostro incontro è anche per un discorso di cronaca, appunto per parlare dello stadio e soprattutto per augurarvi una grande stagione. Oggi l'iscrizione, inizierà la preparazione, immagino, siete già il 24 di agosto, ma ho visto che c'è un forte spirito familiare, di amicizia tra di voi, vi ritrovate spesso, anche oggi ho visto apparire il musino di un cagnolino che so di chi è, per cui io vi auguro comunque sia una bella stagione e che lo sport sia libero da questo virus, sia per l'Atletico di Piancastagnaio, per la Pianese, ma per tutto il movimento calcistico della provincia. Sì, perché come dico sempre spesso, voglio fare l'ultima precisazione, i tifosi dell'Atletico sono anche i tifosi della Pianese, non è che, no, ci tengo a precisare perché sembra che infatti oltre a ringraziare l'amministrazione comunale, che il sindaco Luigi Pagaggini per la concessione del campo, ringrazio anche insomma il presidente Maurizio Sani, che anche lui è sempre una persona di calcio, che è sempre anche lui con una parola buona sempre nei nostri confronti, quindi te l'ho detto, i tifosi dell'Atletico sono anche i tifosi della Pianese. Bene, un grande futuro a tutti, a tutto il movimento sportivo. Grazie Valerio e buona giornata e buon campionato. Grazie. Grazie.